Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. ST sancito a Roma l'accordo per lo sviluppo ed il rilancio del sito produttivo catanese. Pioggia di euro dal Ministero e Regione. In mattinata nello stabilimento etneo una dipendente ustionata al volto da un improvviso getto di acido. E a San Cataldo un giovane operaio precipita dal tetto, è in prognosi riservata. Mafia e affari, blitz dei carabinieri nel Belice, colpita la famiglia mafiosa di Partanna. Tra i destinatari delle misure cautelari Giovanni Luppino, autista di Messina Denaro, già condannato a 9 anni, è accusato di aver chiesto il pizzo per far soldi al capomafia allora latitante. Strage di Monreale, convalidato il fermo di Samuel Acquisto, è accusato di un concorso in strage. Gli investigatori cercano un terzo complice, il giovane che ha sparato insieme a Salvatore Calvaruso. Non doveva essere a Catania Baby Gang, il trapper che si è divertito a videochiamare Nico Pandetta in carcere. Per lui avviso di garanzia, telefonino sequestrato e foglio di via con divieto di entrare nella città etnea per 4 anni. Messina, giudice destituito dall'incarico per violenza e minaccia alla moglie, pure lei magistrato. L'uomo condannato a 1 anno in primo grado con la condizionale e rito abbreviato. L'attrice Donatella Finocchiaro, anch'io ho subito abusi da un uomo. A Catania la terra dei fuochi, scempio in via Ungaretti, quasi off limits per la presenza di una mega discarica. L'ira di Trantino, vigliacchi, fermatevi. Dunque, bentrovati, ST in mattinata l'incidente all'operaia ustionata al volto. Nel pomeriggio a Roma la firma per sancire l'arrivo di importanti finanziamenti. Mazzeo, ok al rilancio, ma vengano salvaguardati i livelli occupazionali. Tonino De Mana. È stata colpita in faccia, al collo e al torace da un improvviso getto d'acido e si trova ricoverata al Cannizzaro. L'ennesimo incidente sul lavoro coinvolge questa volta la ST Microelectronics, luogo simbolo del sistema produttivo catanese. La dipendente, che stava operando con un acido nel reparto EPI, noto come quarzeria, è stata trasportata in codice rosso e si trova ricoverata in rianimazione. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 10:30, e segnalato da alcuni colleghi al numero unico di emergenza 112. Presenti sul posto, oltre ai soccorritori, gli agenti della Questura di Catania, personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASP. Non si è fatta attendere la replica dei sindacati, che invocano sicurezza ed esprimono solidarietà all'operaia rimasta ustionata. Intanto a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato firmato l'accordo per sancire definitivamente l'arrivo dei finanziamenti pubblici a STM. Una somma che viene stanziata per la ST di Catania, parliamo di 300 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 miliardi di euro già stanziati dal Ministero del Made in Italy. Questo investimento dovrà essere anche in qualche maniera monitorato, perché noi vogliamo che queste ingenti somme non servano solamente a uno sviluppo industriale, che è sicuramente importante, ma servono anche alla salvaguardia del perimetro occupazionale dello stabilimento di Catania. Per la regione siciliana erano presenti l'assessore all'economia Dagnino e l'assessore alle attività produttive Tamaio. È un nuovo grave incidente sul lavoro, questa volta a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Un operaio sul tetto di una palazzina è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Il 23enne è in prognosi riservata. Rita Cinatti. È in gravi condizioni un giovane operaio di 23 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina mentre lavorava sul tetto di una palazzina di 4 piani a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il 23enne di Sommatino è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, il giovane era riverso in una pozza di sangue, privo di coscienza. È stato immediatamente condotto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove dagli esami diagnostici sarebbero emerse diverse fratture, oltre che la rottura della milza. Il 23enne
23enne, dopo essere stato intubato, è stato condotto in sala operatoria dove dovrà essere sottoposto a un lungo intervento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Come riferito dalla segretaria generale della UIL di Catania, Enza Meli, le denunce di infortuni da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano state circa 100 in meno. Catania svetta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna all'ultimo posto. 15 i casi di morte sul lavoro da inizio anno e tra questi 3 braccianti di Adrano, morti il 17 marzo sulla Catania-Ragusa, dove erano rimasti gravemente feriti altri operai agricoli. E un giovane di Acireale, Giulio Massimino, di 20 anni, è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, in territorio di Sant'Alfio. Fatale lo scontro frontale tra la sua moto e un'auto, una Fiat Panda. Vano ogni tentativo di salvare la vita al giovane Centauro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Giarre. Mafia e affari, blitz dei carabinieri nel Belice, colpita la famiglia mafiosa di Partanna. Tra i destinatari delle misure cautelari Giovanni Luppino, autista di Messina Denaro, già condannato a 9 anni. È accusato di aver chiesto il pizzo per far soldi al capomafia, allora latitante. Laura Spanò. Colpite nella notte la famiglia mafiosa di Partanna, da sempre legata a quella dei Messina Denaro. 5 le persone fermate, 3 finiscono in carcere per 2 obbligo di dimora. Il blitz è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Trapani e coordinato dalla DTA di Palermo. Nel corso delle perquisizioni trovate armi e soldi in contanti. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere raggiunge Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro, arrestato con il padrino nel gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Luppino è stato condannato a 9 anni e 3 mesi di carcere in primo grado. Dalla nuova indagine emerge che avrebbe cercato di estorcere denaro ad un imprenditore del settore oleario per garantire il sostegno economico all'allora latitante. Gli investigatori hanno riscontrato quella che viene definita una convergenza di illeciti interessi tra esponenti di spicco della famiglia mafiosa e imprenditore del settore edile oleario per il controllo delle attività imprenditoriali. I mafiosi sarebbero riusciti a turbare la procedura indetta dal Tribunale di Sciacca per l'acquisizione di un capannone industriale, controllavano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, risolvevano controversie fra privati e imponevano assunzioni di familiari nelle imprese. Strage di Monreale, convalidato il fermo di Samuele Acquisto, è accusato di concorso in strage. Gli investigatori cercano adesso un terzo complice, il giovane che ha sparato insieme a Salvatore Calvaruso. Marco Gullà. Aveva detto di non aver sparato e di non aver nemmeno partecipato alla rissa che ha poi scaturito la strage di Monreale, ma in realtà le dichiarazioni di 8 testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di via Benedetto d'Acquisto attestano il contrario. Il GIP di Palermo ha così convalidato il fermo di Samuele Acquisto, il ragazzo di 18 anni dello Zen coinvolto nella sparatoria di Monreale, costata la vita a 3 ventenni. Il giudice ha disposto per il giovane la misura della custodia cautelare in carcere. Acquisto, che è accusato di concorso e strage, avrebbe incitato anche l'amico Salvatore Calvaruso, il primo ad essere arrestato, a far fuoco sulla folla. Con lui poi si sarebbe allontanato in moto dal luogo della sparatoria. Acquisto si trova in una cella in isolamento del carcere Pagliarelli. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire al terzo responsabile della sparatoria, il giovane che insieme a Calvaruso ha fatto fuoco. In tutto sono stati esplosi 20 colpi. Gli investigatori cercano un ragazzo alto e con barba folta nera, anche lui residente allo Zen. La maggior parte della comunità del quartiere popolare palermitano però non sta agevolando le indagini, un quartiere chiuso e a tratti invalicabile che ostacola il lavoro anche della stampa. Proprio ieri minacciata di morte una troupe televisiva che stava realizzando una diretta dallo Zen. Catania, per la videochiamata Nico Pandetta durante il concerto del 1° maggio alla Playa, indagato il trapper Baby Gang, sequestrato il suo cellulare. Luca Ciliberti.
Ogni volta che si parla di rap e di violenza, il nome di Baby Gang è il primo a spuntare fuori. Nell'ottobre del 22 venne coinvolta insieme al trapper Simba La Rue in una rissa tra gang ed è stata accusata di violenza e sparatoria in Corso Como a Milano. Condannato nel 2023 a 5 anni e 2 mesi di carcere, pena ridotta in appello a 2 anni e 9 mesi nel 2024. Proprio per questo provvedimento Baby Gang non avrebbe dovuto essere a Catania sul palco della Playa lo scorso 1 maggio in occasione del One Day Music Festival. Ma nonostante ciò, per sfidare ancora la legge, il trapper italo-marocchino, prima della sua esibizione davanti a oltre 20.000 spettatori, ha mostrato una videochiamata con il collega Nico Pandetta, nipote del capo mafia Turi Cappello, in carcere a Rossano Calabro, dove sta scontando una condanna per spaccio di droga. Mio fratello lo chiamava nel video diventato virale. Episodi che la procura di Catania non ha sottovalutato, così Baby Gang oggi è indagato in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravato dall'aver favorito la mafia e per aver violato la sorveglianza speciale. Gli agenti della squadra mobile della questura di Lecco, in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno eseguito a Calolzio Corte, in provincia di Lecco, paese di residenza di Baby Gang, un decreto di perquisizione e hanno sequestrato lo smartphone dell'artista, che nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti. La polizia gli ha anche notificato un divieto di obbligo di dimora a Catania per i prossimi 4 anni. Non è ancora chiaro se la videochiamata sul palco con Pandetta fosse in diretta o registrata o fosse un antico video memorizzato. Nella cella di Pandetta, intanto, è stato trovato e sequestrato uno smartphone. Adesso il trapper catanese rischia fino a 4 anni di aggravamento di pena. Tentativi di truffa in aumento, ma sempre meno malintenzionati riescono nell'intento. Sempre più frequenti gli incontri delle forze dell'ordine con le fasce più deboli della popolazione. Ma attenzione, perché anche i giovani possono cadere in una truffa. Francesco Aloi. Ben vestito, gentile, in una parola insospettabile. È l'identikit del truffatore, che ultimamente però sta trovando qualche difficoltà. Gli incontri per evitare di cadere nel tranello sono sempre più frequenti, uniti contro ogni tipo di truffa. I truffatori studiano delle tecniche sempre nuove, ma devo dire che pur essendo un trend in aumento nei tentativi, le truffe consumate sono in diminuzione. Alla CISL di Siracusa le divise accanto a quelle che possono essere definite le fasce più deboli, quelle preferite da chi non ha buone intenzioni. Vogliamo portare avanti questa iniziativa per far sì che le forze dell'ordine diano la giusta informazione. Ma non solo anziani, chiunque può essere vittima di una truffa. Il malintenzionato può presentarsi direttamente alla porta, ma anche al telefono. Posso anche fare riferimento alla tipologia del finto carabiniere, ma anche del finto poliziotto o del addetto all'Enel o alla luce, al gas. E poi c'è il web, dove anche un giovane può abboccare all'esca lanciata dal truffatore. È importante fare prevenzione. Oggi con gli anziani, ma noi andiamo anche nelle scuole e oltre a fare... Quando facciamo gli incontri sul cyberbullismo parliamo anche di truffe, perché è giusto che anche i giovani comincino a capire come funzionano certi meccanismi. E a Termini Imerese un ottantenne ha sventato una truffa ai danni della sua vicina di casa, facendo arrestare un finto carabiniere 31enne che aveva convinto l'anziana a consegnare a un suo complice tutto il denaro che teneva in casa per pagare la cauzione per il figlio che rischiava l'arresto per aver causato un grave incidente stradale. E cambiamo argomento. Un sostituto in servizio alla Procura di Messina è stato destituito dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. L'accusa pesante di aver vessato la moglie, anche lei magistrata, che appunto l'ha denunciato. Francesco Triolo. Accuse pesanti quelle per le quali un magistrato della Procura di Messina è stato destituito dal servizio. Il provvedimento è stato preso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la condanna dell'uomo in sede penale al Tribunale di Catanzaro. L'accusa quella di aver vessato, maltrattato, insultato e minacciato per anni la sua ex moglie, anche lei magistrato, che l'ha denunciato. A carico del magistrato un quadro pesante di fatti, alcuni dei quali sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli e non soltanto di giorno ma anche di notte. Alcuni impressionanti, per esempio la svegliava nel cuore della notte
notte afferrandola per le caviglie, rovesciandole addosso dell'acqua, trascinandola a terra e gettandole addosso il materasso. Accuse che il magistrato al canto suo ha sempre respinto con forza, ma che sono state confermate da una serie di testimoni ascoltati durante il processo. Adesso il magistrato potrà presentare un ricorso amministrativo contro questa decisione alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione e di violenza, di sensibilizzazione, della necessità di denunciare. Si è parlato oggi a Buongiorno Sicilia con l'intervento del magistrato Marisa Cagnino. Non solo non sono molte le denunce rispetto ai fenomeni di violenza che sono diffusi, ma purtroppo anche alcune denunce vengono ritirate e anche quando non vengono ritirate perché appunto a seguito di provvedimenti legislativi molti reati non sono più perseguibili a querela, nel corso poi del dibattimento, quindi dinanzi al giudice, le dichiarazioni di queste vittime lasciano tanto spazio alla possibilità di una soluzione perché si nascondono fatti che invece sono assolutamente gravi. Violenza psicologica e fisica da parte di uomini che non accettano un no. Ne parla l'attrice Donatella Finocchiaro da domani nei cinema siciliani per raccontare la storia di violenza e abusi che ha subito Balistreri, icona della canzone popolare. Simona Mazzone. Sei un castigo di Dio! Ogni potere anichilare da poi ti fa danno! La violenza domestica non conosce confini, ceto sociale, etnia. Se ne parla tanto, ma poco si agisce e ogni giorno è una mattanza. Ogni giorno una donna viene picchiata, umiliata e peggio ancora uccisa. Trovare la forza per denunciare non è facile, fuggire dal proprio aguzzino è ancora più difficile, specie quando non si trova una via d'uscita. Può bastare un'amicizia, un nuovo amore, persino una canzone, come per Rosa Balisteri, raccontata nell'amore che ho, dal 7 maggio nelle sale, con la storia dell'icona della canzone popolare siciliana che nella sua vita ha subito violenze, abbandoni e una maternità difficile, interpretata da Donatella Finocchiaro. Rosa ne ha subito da suo padre, da un marito violento, ha sempre subito dal prete, da questi uomini prevaricatori. È una donna che negli anni 40, 50 e 60 ha detto no. La Finocchiaro racconta di avere anche lei in passato subito una forma di violenza e di esserne uscita. 2 botte, due spinte, così. Anche psicologica. Lei, come spesso accade, ha perdonato, dice, perché è troppo innamorata, cieca davanti alla prepotenza di quegli uomini incapaci di accettare un no. Siamo stati abituati sempre a pensare che l'uomo geloso è un uomo innamorato, invece no, l'uomo geloso è un uomo che non sa amare, un uomo che non è capace di gestire i propri sentimenti, le proprie emozioni, un uomo che non accetta il no. Insomma, stiamo creando dei mostri, abbiamo una grossa responsabilità come genitori e come società. Il PIL della Sicilia cresce più di quello del centro-nord, lo dice lo Svimez nel rapporto che sarà presentato tra pochi giorni all'Ars. Orazio Longo. La Sicilia cresce, lo dice lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, un trend che si conferma rispetto agli ultimi anni. Nel 2023 e nel 2024 il PIL, il prodotto interno lordo, ha superato la media nazionale. Per quest'anno la previsione di crescita è dello 0,6%, rimanendo la Sicilia la regione più dinamica del Mezzogiorno insieme alla Campania. Il dato dell'occupazione ha registrato un incremento del 13% con 174.000 occupati in più, anche se rimane un forte divario rispetto alla media europea. A trainare l'occupazione è l'industria, seguita dall'edilizia e dal terziario, in calo i lavoratori agricoli anche se cresce l'agroalimentare, in ascesa anche i settori dell'istruzione, della sanità, del turismo e del terziario avanzato. L'analisi Svimez sugli ecosistemi industriali certifica 3 specializzazioni strategiche per la nostra isola: l'agribusiness, l'elettronica, localizzata prevalentemente nell'Etna Valley, e il sistema socioassistenziale. L'occupazione giovanile è aumentata di 55.000 unità in 5 anni, il 35% di questi nuovi occupati si concentra a Catania e il 21% a Palermo. La media rimane comunque al di sotto di quella italiana ed europea. Gli under 35 inoccupati e fuori dai percorsi formativi sono circa 300.000. Sono aumentati i laureati che trovano lavoro entro 3 anni dal conseguimento del titolo. Il tasso di occupazione femminile si attesta al 35%, inferiore rispetto al centro-nord e alla media europea. Rimane anche il gap salariale, con le donne siciliane che guadagnano mediamente il 69% di quanto guadagnano i colleghi uomini. Più donne sono anche quelle che lasciano l'isola, quasi il 50% contro il 35% degli uomini
uomini infine i consumi. Il 37% delle famiglie siciliane si colloca nella classe di reddito più bassa, a differenza del 20% delle famiglie italiane e del 34% di quelle del Mezzogiorno. Catania e lo scempio dei rifiuti in via Ungaretti, Annesima Inferiore, tutto all'area di una nuova terra dei fuochi. Tonnellate di spazzatura e rovi invadono la strada. Lo sfogo di Trantino, Siete, Vigliacchi. Tonino De Mana. Non Catania la terra dei fuochi, via Ungaretti la terra dei fuochi. Voce ferma, occhi lucidi e tanta rabbia. Agata denuncia lo scempio di via Ungaretti, una strada senza uscita che facilita solo chi viene da queste parti a scaricare ogni cosa, Eternit compreso. Per concentrazione e tipologia di rifiuti, lo slargo che vedete si può tranquillamente paragonare ad una discarica, ai noi, abusiva. C'è di tutto, dai pneumatici ai divani, dagli scarti edili alle guaine che i predatori di metalli hanno disseminato qua e là dopo aver arraffato il rame. Montagne e montagne di spazzatura quasi rendono impercorribile la strada. Il cartello che vedete segnalava la presenza di una scuola, la media Ungaretti, che da queste parti è chiusa e battenti da tanto tempo, per poi lasciare spazio ad un presidio della polizia municipale abbandonato anche questo al proprio destino. Oggi è ormai uno scheletro di cemento circondato solo da rifiuti ed erbacce. Difficile anche per noi commentare un simile scempio. Le immagini parlano da sole ed ogni commento o narrazione appare superflua. Sindaco Trantino, io le parlo col cuore nelle mani. Io so che è impossibile togliere la spazzatura in una settimana. Io le faccio solo una preghiera, solo una. Entro l'estate almeno di togliere la spazzatura. Io avrei preferito che fosse chiusa la strada. E alle sue spalle cosa c'è? Alle mie spalle praticamente c'è l'autoparco del comune di Catania. E dal consueto appuntamento con il sindaco, ospite di Michele Cucuzza, Trantino ha energicamente risposto. Qualcuno di quelli che ha scaricato una di quelle vasche Eternit, che scarica materassi, che scarica ingombranti, che scarica lavandini, che scarica pezzi di ceramica, rifiuti vari, se c'è uno che mi sta guardando, gran pezzo di lasciamo stare cosa, quando lo fai pensa a tuo figlio, pensa a che futuro stai dando a tuo figlio, vigliacco, dopodiché magari vatti a confrontare con la tua coscienza. Una replica che non lascia spazio ad interpretazioni, richiamando tutti al senso civico e al rispetto dell'ambiente. E adesso una pausa, torniamo tra poco. Raccontare l'immigrazione con un viaggio in moto di 5.000 chilometri è quello che stanno facendo due ragazze partite dal Veneto che concluderanno il loro viaggio a Marsiglia, il servizio di Rita Cinardi. Un viaggio in moto da Padova alla Sicilia che terminerà a Marsiglia per raccontare storie di immigrazione. Martina Vanzo e Lea Sanson-Jussom sono partite il 6 aprile dal Veneto, rispettivamente in sella una Vespa Primavera 125 del 74 e una Suzuki Jebel, e hanno cominciato il loro lungo viaggio percorrendo la costa adriatica. Hanno già visitato l'Arci di Brindisi, la cooperativa Etnos di Caltanissetta, i gruppi Salvagente di SOS Mediterranea, Bologna e Bari. Hanno incontrato Mimo Lucano, ex sindaco di Riace, e Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro, paese in provincia di Caltanissetta, esempio di integrazione. Stiamo raccontando l'immigrazione dal punto di vista del salvataggio in mare e dell'accoglienza. Siamo a Catania, io e Lea siamo arrivate in moto e siamo state accolte dalla cooperativa Etnos, che ci ha veramente dato l'opportunità di fare un'esperienza, di conoscere i loro progetti e ci hanno aperto le porte. Il progetto Mediterranean Highway è nato in collaborazione con SOS Mediterranea. Il viaggio di Martina e Lea coprirà 5.000 chilometri. La Vespa e la moto, due mezzi abbastanza datati, lungo il percorso hanno avuto i loro problemi che le ragazze hanno brevemente documentato, dal ricovero in officina per una messa a punto alla riparazione di una foratura. A sera, prima di rifugiarsi all'interno della loro tenda, la sosta prevede una frugale cena preparata con un fornellino da campeggio, ancora meglio se lungo un tratto panoramico. Martina, fotografa, e Lea, regista, racconteranno il loro viaggio attraverso le immagini sul loro profilo Instagram. Ci fermiamo tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione del TG Sicilia non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.